Prima della classe a far visita al Bertram Derthon nell'ultimo impegno del 2024 per la squadra di De Raffaele, uno degli ultimi nell'impianto di Casale Monferrato, 13ª in Serie A Unipol. Buon pomeriggio da Tortona, si va. La partenza in palleggio di Ellis, schiacciata a terra per Mbaye, serie di finte, molto bravo Mbaye, prende anche il fallo da Chiusi. Chiusi, il pallone lungo ricevuto dalla rimessa, Severini si alza per il tiro da 3, poi Ford attacca Vital, si ferma, esitazione per lui, lo scarico per Niang, splendido assist, Biliga consegnato per Chiusi, ci riprova Chiusi e ci riprova nel migliore dei modi. 26 secondi ancora sul cronometro per andare al primo mini riposo, altra palla persa, ancora Wims, va fino in fondo, appoggia in sottomano e finisce in crescendo la squadra di Walter De Raffaele. Blocco di Mbaye che poi va a tagliare, la palla è ribaltata verso Lamb, sale il francese che poi va a tagliare, riceve, stavolta la fondata c'è da parte di Ismael Kamagate. Chiusi, va fino in fondo, pallone difficile per Wims, mamma, segnatevi questa azione di Kyle Wims, pazzesca schiacciata dell'ex Olimpia, anche se ci pensa Cale a smorzare l'entusiasmo. Lamb si ferma, rientra la difesa della Bertram, Lamb si alza per il tiro da 3. Prova a rispondere Vital dall'altra parte, il festival delle triple adesso in questo finale. I think we need to do a better job in transition, limit their fast breaks. That's been leading to some easy threes and capitalize when we have them down by double digits and just take advantage. But I like where we're at right now. We just have to do a better job on the defensive end. Appoggia Ellis che va nell'angolo, sta per perdere un'altra palla, alla fine deve tirare, forzare. Pecchia, un canestro che fa malissimo questo. La palla è sempre per la Bertram che con Strautins taglia a 2 il pitturato difensivo della Dolomiti Energie. Lamb in qualche modo rallenta il terzo tempo. Gran giocata per Anthony Lamb. Consegnato di Severini ancora per Vital che va fino in fondo, poi nell'angolo per Candy, trovato splendidamente. Splendido assist di Christian Vital e Candy ringrazia e porta a casa. Sale Mbaye a portare il blocco, poi va a tagliare, ball handling di Ford che trova Forrai da solo. Chiusi che prova ad attaccare Niang, si ferma, trova spazio per il tiro da 3, sbaglia però. Si lotta al rimbalzo, alla fine Candy recupera il pallone per Wims che prova a punire la difesa di Trento, ci riesce Kai Wims per il più 11. Esce dal blocco Baldasso, 6 secondi per andare al tiro. Wims si alza immediatamente, non sbaglia Wims. Adesso prova a rispondere Ellis, pasticcia anche lui, riesce a servire Mbaye, fuori il pallone, 5 secondi per andare al tiro. Ford alza la parabola, solo un Strautins si ricompone, mette i piedi davanti al canestro, Baldasso la sua classica uscita e adesso è più 19, 5 minuti adesso a finire il match. Candy per l'uscita di Baldasso, altro tiro di Tommaso Baldasso da 3, più 20 e adesso strada in discesa per la Bertram, anche se mancano ancora 3 minuti e mezzo, ma veramente sembra molto dura. Ford non è d'accordo però. E Baldasso vuole palla Wims, riceve 4 secondi per andare al tiro, bello il pallone per Strautins, resta il tiro in sospensione, 4 secondi
Chiusi attacca, va fino in fondo, va al tiro al tabellone, sbaglia, finisce 91-77. La Bertram prende un importantissimo successo. Facciamo un ottimo lavoro in settimana, per cui siamo convinti che prima o poi qualche piccola soddisfazione riusciremo a togliercela, come queste partite qui in cui riusciamo a stare insieme, a giocare per 40 minuti, a volte andando un po' giù, a volte soffrendo, ma è la qualità di un gruppo che lavora bene in settimana, non c'è niente da dire.